la scelta di fare il pomeriggio e 23 ai Giardini della Stazione è stata una scelta politica, perché è una zona rossa, zone rosse che sono sempre più diffuse, sempre più violente, e risposte securitario a un degrado che effettivamente c'è, ma che si può affrontare in maniera diversa. Per noi cultura vuol dire anche sapere di poter contare su un'amministrazione che ascolti i bisogni dei cittadini e soprattutto dei giovani. Un pomeriggio culturale, artistico e musicale nel cuore di quella zona rossa, i giardinetti della stazione, spesso luogo di incontro dello spaccio e del degrado. La risposta da parte dei collettivi capitanati da Django non può che essere culturale, aggregativa ed inclusiva. Per dimostrare invece che c'è una cultura che si può costruire dal basso, c'è una cultura diversa e soprattutto c'è una cultura che valorizza la comunità. E per noi infatti se le istituzioni non risponderanno ai nostri bisogni, ce le creeremo in autonomia. Per noi Treviso è di chi la sogna, di chi la attraversa e soprattutto di chi la vuole trasformare. Una giornata aperta a chiunque si senta di volere una città diversa e più partecipata. Si può venire qui appunto in totale libertà, ci saranno dei workshop a cui si può partecipare, verranno fatte delle interviste, delle domande alle persone su come vivono Treviso, su come la vedono, ci sarà la musica, ci saranno i banchetti di autoproduzione, insomma una giornata ricca di cultura e di socialità. Col pensiero che corre anche le terribili immagini di tortura subite dai naviganti della flottiglia nei giorni scorsi. Quello che sta accadendo è inguardabile, il fatto che le istituzioni stiano ora iniziando a prendere un po' parola sulla questione è qualcosa, ma non è sicuramente abbastanza, perché il problema c'è da anni. Noi abbiamo avuto un compagno che è stato sulle imbarcazioni, è stato fermato da Israele, è stato sequestrato e portato in Grecia. Quello che vediamo nei video in questi giorni è un decimo di quello che succede al popolo palestinese nelle carceri, a Gaza e in qualsiasi altra situazione. Per cui noi lo condanniamo fino in fondo e sosteniamo il popolo palestinese e la Palestina libera.